Roberto Marcato, in attesa di conoscere la data in cui insomma la Lega potrà scegliere i vertici regionali, è stata definita la modalità di voto. È soddisfatto? Beh sì, molto più soddisfatto di sabato mattina quando è stato presentato questa bozza di regolamento che di fatto depotenziava gli istituzionali, cioè consiglieri regionali, assessori regionali, sindaci di comuni capoluogo, presidenti di provincia, parlamentari, europarlamentari, e francamente non se ne capiva la ratio di questa decisione. Poi c'era anche un altro problema che riguarda la privacy, nel senso che avremmo dovuto andare al voto con due schede diverse inevitabilmente, cioè una scheda per i delegati e una scheda per gli istituzionali, mettendo a repentaglio il tema della privacy. Quindi, insomma, io ho chiesto in maniera netta di modificare questo articolo, di cassarlo completamente, e così è stato. Insomma. Quindi oggi gli istituzionali vanno al voto con lo stesso potere di voto dei delegati. Ecco, è un voto molto atteso da parte della Lega Veneta, che poi segnerà il futuro, visto che ci sono appuntamenti elettorali importanti e in ballo ci sono proprio le regionali. No, è necessario farlo quanto prima perché noi l'anno prossimo avremo le europee, avremo la tornata quella grossa dei comuni e avremo anche, se poi non saltano alcuni meccanismi, dovremo avere anche l'elezione delle nuove province, quindi province che saranno con un potere politico vero, per cui sono tre appuntamenti elettorali estremamente importanti. E dopo quello che è accaduto a queste amministrative, dopo quello che è accaduto alle politiche, per noi diventano appuntamenti straordinariamente importanti, e quindi c'è bisogno che il partito sia in ordine, che i militanti ritrovino la voglia di tornare a fare politica nei nostri gazebo, in piazza, nei comizi, porta a porta, insomma. C'è bisogno di rimettere in moto in maniera vigorosa il nostro partito. Io non posso immaginare di essere a questo livello di consenso in Veneto rispetto a Fratelli d'Italia, che sono compagni di viaggio, ma io sono leghista, quindi è del tutto evidente che bisogna riprendere il cammino in maniera molto più vigorosa.